Buongiorno, mi chiamo Paul Salorta, ho 20 anni, sono un prima data di master in studi corsi. La corsica per me è un mio paese, è un luogo dove sono nato e anche un lavoro da fare per domani, è un paese da sviluppare ma da proteggere di noi e più che importanti sono i miei radici. La sua ricchezza è la sua cultura, la sua lingua, la sua maniera di campare, la sua maniera di produrre i corsi, la sua maniera di fare campare, di avere una vita schietta, una vita tranquilla, ma di noi una vita di lavoro per tutti, a pro di suo paese qui e una bella sfida per noi, per le generazioni d'avena e anche per quelli che sono appena più giovani. Proprio bene, mi sento proprio bene qui, campiamo in un luogo magnifico, c'è un mare, la montagna, i nostri paesi, arena, poi c'è un quadro di vita contro un mica in altro, dunque siamo fieri di campare qui e si campa più che bene, più che bene. Allora, tanta strada e tanta strappata, tanta strada perché siamo sbucati in qualcosa di bello, di meglio per Corsica e tanta strappata perché questa strada qui è stata pericolosa, è stata difficile, è stata lunga e adesso lunga torna perché non è ancora compia e che il lavoro ferma a fare e che ma penso che l'ema a fare. Sta qui perché il paese sarebbe troppo difficile. Il paese per qualche giorno per vedere ciò che si fa in altro, per vedere altre culture, altri paesi, ma sta qui per la mia vita perché senza essere qui non si può campare. La vena per me è una vena di sviluppo di nostra isola, di nostra economia, di nostre potenzialità, di non una vena di protezione di nostro patrimonio, di ciò che fa la nostra ricchezza, ma una vena positiva perché penso che siamo capaci di fare affari bene per il suo paese. A Corsica è una parola nazioni perché una nazione da creare e da ricreare, da far campare, da costruire e penso che se non giungiamo qui avremmo fatto qualcosa di proprio bene per questa isola qui.